se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerei se non avrò più forze, mi rialzerei, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerai. Un saluto a tutti voi presenti, un saluto a tutti coloro che ci seguono attraverso le piattaforme digitali. Voglio introdurre questo culto di adorazione di oggi con un versetto tratto dal libro di Giosuè, al capitolo 3, al versetto 9, allorquando Giosuè, chiamati a sé i figli di Israele, disse: avvicinatevi e ascoltate le parole dell'Eterno vostro Dio. Porci all'ascolto, quindi. È l'invito che Giosuè fa al popolo di Israele, ma fa in qualche modo anche a noi. Ma in che modo? Io penso che comunque il Signore parli tutt'oggi al suo popolo e il fatto di non udirlo imputabile solamente a noi stessi, perché magari distratti da tante altre cose non prestiamo la dovuta attenzione alla sua parola. Allora mi chiedo, abbiamo noi il senso delle cose di Dio? Sappiamo cosa per Dio è importante? Cerchiamo il Signore, come recita il primo canto di oggi. Allora nasce un canto.
perché sei vicino a me, vicino a me. Signore Dio Padre Onnipotente e Misericordioso, lode e gloria a Te. Lode e gloria a Te, Signore, sei il Creatore del cielo e della terra. Lode e gloria a Te, Signore, per il dono di Gesù Cristo. Lode e gloria a Te per la sua morte e la sua gloriosa resurrezione. Lode e gloria a Te, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Voglia Tu, Signore, anche oggi elargire la Tua grazia in maniera che Tu sia qui in mezzo a noi per esortarci e per accompagnarci nel cammino che ci hai posto davanti, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti dal 10 al 13. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei libera dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. In quel contesto, essere donna e per di più con una grave disabilità, infatti ci dice la scrittura che da 18 anni c'era uno spirito che la rendeva inferma, significava essere condannata a vivere ai margini della società, quindi essere esclusa. Nonostante ciò, questa donna però di sabato era al Tempio. Questa donna, cioè, nonostante la sua grave infermità, sapeva che essere al Tempio di sabato era per lei una priorità, aveva quindi il senso delle cose di Dio. Sapeva ciò che era importante agli occhi del Signore all'altro. E bisogna affrettarsi, poiché si percepisce da questo episodio un doppio richiamo al ravvedimento da parte di Gesù. È indispensabile per evitare la morte, bisogna fare presto, perché la pazienza di Dio non è infinita. Ognuno di noi, infatti, credo ricordi quel momento in cui ha fatto la scelta che lo porta qui oggi. E sono convinto che percepisca la fatica e lo sforzo che ogni giorno bisogna fare per non farsi travolgere, come detto nell'introduzione, da quelle cose che ci allontanano dalla parola e non ci fanno udire la voce del Signore. Allora continuiamo a lodare cantando al Signore il nome di Gesù. Nelle tue braccia io mi consegnerò, le paure io porto sull'altar e tutti i piani miei oggi li do a te. Prendi il tuo posto, oh Dio, sei il benvenuto qui. E su di noi manda la pioggia, sì, su di
tua presenza io mi prostrerò, dichiarerò che sei santo, oh Dio. Il suono del cielo posso sentire, soffia il tuo vento soave su noi, dichiarerò l'unico nome che salva, Gesù. Signore, voglio ringraziarti questa mattina per il privilegio che abbiamo per venire qua, per adorarti, per lodarti e sapere ogni giorno qualcosa di te da quel sacro Bibbio che si chiama Bibbia, Signore. Voglio ringraziarti per tutti coloro che sono qui oggi e che ci seguono anche da casa. Signore, voglio ringraziare ognuno di loro che con questa settimana abbastanza pesante per tutti noi siamo qui ogni domenica a lodarti e ringraziarti. Amen. Amen. Padre, grazie perché è un privilegio appartenerti, grazie perché ci hai comprati a caro prezzo, Signore, su quella croce e hai pagato il nostro debito, Signore. E ora possiamo venire alla tua presenza direttamente attraverso quel sacrificio, Signore, che hai fatto per chiunque crede in te. Hai dato vita in abbondanza a chiunque accetta nel suo cuore, Signore Gesù. Così grazie con tutto il cuore per il tuo amore infinito, grazie per la tua fedeltà, grazie per chi tu sei, il Signore, il Salvatore, il Redentore. Amen. Sia lodato il tuo nome, oh Dio, sia lodato il nome di Gesù Cristo, l'unico nome che salva. Gesù, nato 2000 anni fa, vissuto, crocifisso, risorto. Loda a te, Signore, perché tu, Gesù Cristo, sei risorto da morte, dandoci la certezza che tu sei l'unico nome che salva. Sia benedetto il tuo nome, Gesù. Amen. Grazie Padre Celeste per questa giornata benedetta, per tutte le giornate che abbiamo passato. Grazie per le prove, grazie Signore per il fatto di tuo figlio tuo, grazie per il tuo grande sacrificio. Signore, so che ogni giorno ci ascolti le nostre preghiere, le nostre sofferenze. Tu hai sofferto tanto per noi, Signore, e quello che abbiamo noi è la minima parte. Camminare in santità, per onorarti nel nome potente di Cristo. Amen. Amen. Grazie Padre perché noi siamo qui oggi per lodarti tutti insieme, in comunità. Grazie per questo privilegio che abbiamo. Non tutti i popoli hanno questo privilegio perché molti sono perseguitati. Ti prego per la Chiesa perseguitata, in modo che possa, nonostante le difficoltà, poter avere comunione con te. Amen. Anch'io, caro Padre, voglio ringraziarti perché sei l'unico vero Dio che salva, l'unico vero nome che dà serenità nei nostri cuori, sapendo che cosa tu stai facendo per noi. Meraviglioso sapere di essere tuoi, Padre. Bellissimo essere tuoi figli, da creature ci trasformi in tuoi figli quando apriamo il cuore a te. Meraviglioso. Grazie per la tua continua carezza anche quando noi pecchiamo. Tu sei vicino a noi, ci porti per mano per qualsiasi cosa noi dobbiamo fare, tu sei lì vicino a noi, sei sempre attaccato a noi, Signore. Noi questo dobbiamo mettercelo in testa per avere quella sicurezza nel dire nessuno ci potrà mai toccare. Signore, grazie costantemente perché ci apri gli occhi. Oggi un bellissimo sole è donato a noi per venire da te e ringraziarti, lodarti tutti insieme, Signore.
Noi abbiamo lo Spirito Santo che ci unisce per tenerci sicuro da tutto, Signore. Grazie per la tua continua misericordia, grazie per la tua mano potente sopra di noi. Ci sentiamo forti, tranquilli, diversi, Signore, perché abbiamo colui che salva, Padre. Grazie ancora di essere tuoi e nel nome di Gesù tutti insieme siamo quali a lodarti. Nel tuo nome. Amen. Amen. Signore, come pertanto ho detto, ci prostriamo davanti a te, Signore, davanti al Re dei Re, Signore dei Signori, e non c'è altro Dio né fuori di te, Signore. E siamo qui per adorarti, per lodarti, per glorificarti, perché tu ne sei degno. Amen. Amen. Signore nostro Dio, abbiamo cantato sì su di noi, manda la pioggia, Signore. Sì, Signore, manda la pioggia di benedizioni, Signore. Questo ti vogliamo chiedere stamattina, Signore. Tu ci hai già benedetti con Gesù, Signore, che ci ha donato salvezza, grazia, redenzione. Chiediamo, Signore, ancora di benedire questa comunità, benedire la Chiesa mondiale, benedire la regione nella quale viviamo, benedire i nostri parenti, i nostri amici, le persone che varcano quella porta, Signore. Signore, dai benedizioni a queste persone, a chi implora il tuo santo nome, Signore, a chi chiede aiuto, Signore, a chi si apre a te, a chi si inginocchia davanti al tuo trono, Signore. Dagli una pioggia di benedizioni, Signore, perché tu sei un Dio buono, misericordioso, che elargisce bene, grazie e benignità. Signore, grazie. È l'ultimo giorno oggi che sono in questa chiesa per quest'anno, Signore, perché partirò per la città dove sono nato, e grazie per le benedizioni che hai veramente dato alla nostra comunità quest'anno. Lo voglio fare in anticipo perché i fratelli li vedrò l'anno prossimo, i fratelli e le sorelle, quindi voglio chiederti di continuare a benedire questa comunità, Signore, in qualità, in quantità. Signore, utilizza noi tutti, Signore, come servi autoritari al di fuori di queste mura, Signore, che possano portare la parola del Signore in alto, Signore, che possano essere di benedizione, di servitù per tutto il Friuli, Signore. Benedici, Signore, e dai, Signore, sollievo a chi a casa è ammalato, come la nostra sorella Claudia, chi sta soffrendo come Joseph. E scusami, Signore, se mi dimentico qualche nome, ma tu conosci tutti i nomi, Signore. Anche chi in questo preciso istante è in ospedale, sta soffrendo, Signore. Signore, utilizza uno dei tuoi servi che forse è lì in ospedale a curare qualche malato, Signore. Dagli la parola giusta, che conforti i malati di cancro, i malati di Covid, qualsiasi malattia, chiunque soffre, Signore, in questo momento. Signore, lode e gloria al tuo nome, che sia un profumo soave oggi. Amen, nel nome potente di Gesù. Amen. Continuiamo con il Vangelo di Luca, al capitolo 13, versetti 14, dal 14 al 17. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in un giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose: ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere. E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato? Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Amen. Si percepisce, in questa seconda parte di questo episodio, che le scelte che ognuno compie singolarmente manifestano la capacità di ciascuno di comprendere o meno il senso delle cose di Dio. L'azione che compie Gesù, restituire la salute a una persona che soffre, è il miglior modo per rendere onore al Signore. E ciò non riguarda una necessità divina di lavorare nei giorni consentiti dalla legge, bensì
il contrario, la necessità divina che questa donna sia liberata e guarita dalla malattia, dalla schiavitù di sabato. C'è quindi un segno miracoloso che ha operato Gesù, ma coloro che assistono a tale prodigio, il capo della sinagoga in testa a tutti gli altri e le autorità religiose, non vedono in questo un segno miracoloso perché non hanno il senso delle cose di Dio. Non sono ravveduti, non hanno conoscenza della misericordia di Dio. Conoscono le cose che sono intorno a Dio, ma non lo onorano e non lo conoscono. Mettono in opera, se vogliamo dire così, una contraffazione della fede. Sembrano vivi, ma in realtà sono morti. Non mettono al centro della loro vita Dio, bensì l'uomo. E questa prospettiva li mette fuori dal patto. Come anche oggi chiunque di noi pone Dio al di fuori della sua vita è fuori dal patto che per mezzo di Cristo il Signore ha siglato col suo popolo. Ciascuno di noi può sembrare vivo, ma in realtà non lo è. Per questo affidiamoci pienamente a Cristo, che ci chiede di slegarci dalle convenzioni, sia personali ma soprattutto sociali, e dai pregiudizi anche verso coloro che sembrano diversi da noi, come può apparire appunto una donna paralitica. Cristo ci invita a rompere i nostri schemi mentali, come lui nella sinagoga che rende gloria al Padre lavorando il giorno di sabato per rompere ogni schiavitù propria della condizione umana. Continuiamo a lodare Cristo col canto numero 3. Grazie noi rendiamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te, adesso ci prostriamo a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. E sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. A te, a te,
la parola a voi. Cosa c'è che vogliamo dire questa settimana per glorificare il Signore, per magari dare una spinta alla settimana che abbiamo davanti, settimana in cui io farei volentieri a meno, ma questa perché sembra che questo periodo qua tutti corrano, salterei direttamente al 7 gennaio, ma non si può. Prego. Vita. Ancora una volta una sollecitazione a tutti noi, a me prima di tutto, ma anche a tutti voi, perché queste giornate non siano giornate in cui noi scambiamo degli auguri formali, perché è molto facile cadere nella trappola della consuetudine, no? Allora, buon anno, ma sì, è giusto, certo, buon Natale, è una giornata, sì, noi sappiamo che non è il 25 dicembre, cioè, ma è una data simbolica che non sarà un dramma, anche se qualcuno poi questa parola non la vuol sentire, allora saremo sensibili a non dirlo, perché anche nell'ambito cristiano ci sono delle sensibilità diverse, però voglio dire che queste giornate siano occasione di saluti non formali, ecco, io auspico questo e lo auspico anche per me, perché si cade in questo, no? Bisognerebbe avere il coraggio di dire il Signore benedica il tuo prossimo anno, non occorre fare una predicazione sull'anno, però dovremmo trovare non solo il coraggio, ma soprattutto il meccanismo, ecco, per dire bene, il Signore benedica il tuo prossimo anno. Beh, penso sia magari lo facciamo riflettere, no? Questo è il nostro interlocutore, e poi gli auguriamo veramente così a quella persona che salutiamo, no? Gli auguriamo veramente che l'anno sia un anno benedetto per questa persona, non è che proprio non ci interessa niente di questa persona, in qualche modo ci è simpatico, gli vogliamo bene, forse qualcosa di meno, forse qualcosa di più, ecco. Amen. Amen. Io ringrazio il Signore che in questi periodi sono stati forti per me. Scusate. Purtroppo so che non arrivo più, ma il Signore mi ha dato la forza di superarla ancora questa volta. Ed è bellissimo nella preghiera pregare per gli altri, perché il Signore dice prega per i tuoi fratelli, e questo ti dà la forza, perché tutto il mondo soffre ultimamente ed è veramente un periodo brutto, ma soltanto la luce del Signore ci aiuterà a superare tutto questo, e la sua forza e la sua divinità sia lode al Figlio Santo una cosa. Amen. 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 Stamattina, quando siamo arrivati, Kevin è uno dei primi che è arrivato, mi sono trovato a parlare con lui per scambiarci un po', e mi ha raccontato qualcosa che incoraggia non solo me, ma penso che incoraggia tutti. E lui mi ha detto che non si sarebbe mai convertito se non si fossero convertiti i primi genitori. Tra i genitori la mamma era musulmana e il padre un po' neutro, penso, da quello che ho capito da lui. Poi l'ho incoraggiato a raccontarla a lui, io la posso raccontare. Però pensate che i Gedeoni hanno distribuito dei Nuovi Testamenti. Sua mamma ha preso un Nuovo Testamento di questi Gedeoni, sua mamma è analfabeta, non sa leggere. Però il Signore ha compiuto l'opera, si è convertita, lei, il padre e poi anche Kevin. Pensate che è importante, noi a volte non vediamo nessun frutto, distribuiamo quei Nuovi Testamenti lì, nelle scuole, ma non sappiamo che fine fanno.
però il Signore sa, quindi vi incoraggio a continuare a pregare e noi come Gedeoni a distribuire sempre di più i Nuovi Testamenti, perché non vedremo probabilmente frutti immediati noi, però poi li conosciamo anni dopo. Questo ragazzo che è venuto da noi, che si è convertito, e sappiamo che un Nuovo Testamento di quello ha fatto l'opera. Quindi continuiamo a pregare, continuiamo a distribuire anche calendari, chiaramente anche un calendario, il periodo che, come parlava Vito, di dare questi calendari alle persone, ai vicini, ai colleghi di lavoro. Noi abbiamo dato ai nostri vicini, abbiamo fatto un piccolo pacchettino con un vasettino di miele, magari sì, quelli più vicini, certo non puoi fare a tutti, però a quelli più vicini sono stati contenti, e quando lo leggono poi il Signore sa, è Lui che fa l'opera. Quindi continuiamo a... Voglio lodare il Signore perché a Lui va la lode, perché noi spesso ci dimentichiamo di quello che Lui fa. Noi facciamo delle richieste, ce le dimentichiamo, e dopo quando arrivi alla fine dell'anno capisci che quelle richieste sono state fatte, sono state esaudite, ma non semplicemente esaudite, ma come Lui ha fatto quando ha fatto la distribuzione dei pani e dei pesci, ha dato oltre a quello che serviva. Perciò questo è una lode che deve andare al Signore. Noi ce ne dimentichiamo molto spesso, perché quando le cose vanno bene siamo più preoccupati, cioè siamo più nel bene, e diciamo ok, va bene, va tutto bene, il Signore lo mettiamo un po' da parte. Invece il Signore è sempre lì e fa la sua opera. Perciò questo è, bisogna lodarlo, bisogna ringraziarlo per quello che Lui veramente fa, e noi non vediamo che Lui sta facendo, però analizziamo quello che è stato fatto, guardiamo indietro e vediamo tutto quello che il Signore ha fatto, e vedremo che alla fine avremo più di quello che abbiamo chiesto. Salmo, volevo leggere un versetto dal capitolo 4 di Giovanni, versetto 10. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Stamattina leggevo e vedevo questo video dalla parola della grazia, che è parola di vita, scusate, che ogni giorno mi mandano la notifica con questi video, sono interessanti a volte perché ci sono degli ottimi commenti. Pensavo anch'io a questo versetto da poter utilizzare per quel che resta di quest'anno ancora come giorni e per il nuovo anno. Spieghiamo alle persone veramente l'acqua viva, chi può darla veramente, quell'acqua che rigenera, quell'acqua che guarisce, quell'acqua che può darti grazia, e quindi quell'acqua è Gesù. Amen. Alleluia. Prego. Se vi ricordate, l'altra volta parlavo del mio datore di lavoro, no? Che è una persona di quelle che amante del denaro in maniera spropositata. Tuttavia lui rispetta molto il mio modo, il mio pensiero, rispetta il fatto che io abbia dato il cuore a Gesù, insomma, e tante volte fa tante domande. E io ho voluto dire, se vi porto dei calendari a voi, a tutti quanti, c'è possibilità di avere quella tranquillità di non averle rifiutate. E lui sorridendo fa, anzi lo aspettiamo, visto che lo scorso anno l'avete già fatto, no? Allora io ho ribadito, quindi volevo solo farvi capire che sembra incredibile, però anche coloro che sembrano lontani apprezzano queste piccole cose, quindi mandiamo un seme e questo seme possa crescere. Ecco, testimonianza. Grazie. Non sottovalutiamo nessuno. Passiamo allora alla cena del Signore. E io nelle mie letture torno spesso, e infatti avevo scelto questo brano per introdurre questo momento, torno spesso su Apocalisse perché, non lo so, è un libro che mi colpisce e mi ha colpito. E in particolare
al capitolo 5, i versetti dal 6 al 10, qualcuno forse si ricorderà che ne avremmo parlato già qualche volta, i versetti dal 6 al 10 che secondo me, dal 5 al 10 o dal 6 al 10, non mi ricordo più, dal 6 al 10, mettono in evidenza due aspetti, ma andiamoli a leggere e poi vediamo. Allora, scusate, era sì, versetto 6, sì, ok. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, come immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che erano i suoi 7 spiriti, i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che erano le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti regneranno sulla terra. In questi pochi versetti, secondo me, vengono poste in evidenza due fattispecie importanti. Uno, mi ha sempre colpito la figura di Cristo come agnello, cioè attraverso questi versetti si capisce quello che Gesù è stato sulla croce, l'agnello sacrificale. Se noi pensiamo a quello che erano destinati gli agnelli nel popolo di Israele, insomma, erano ammazzati senza pietà, tra virgolette, erano sgozzati, erano scannati. Gesù ha preso sulla croce il posto dell'agnello e questa è una figura che a me ha fatto sempre, un parallelo, una metafora che a me ha fatto sempre, tra virgolette, impressione. E al versetto 9, al versetto 10 c'è la sintesi, il sunto della missione che Gesù ha compiuto sulla croce, diventando agnello, il leone della tribù di Giuda che diventa agnello. Infatti si dice: tu sei degno di prendere il libro della vita perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti. La missione ultima di Cristo è questa: acquistare tutti i popoli della terra affinché siano per Dio un regno e un popolo di sacerdoti. In questi pochi versetti, secondo me, è riassunta l'opera di Cristo. Poi è chiaro, ci sono tante altre sfaccettature, il libro è grande, possiamo discutere, ma secondo me, a mio modesto avviso, molto modesto avviso, in questi pochi versetti c'è la sintesi dell'opera di Cristo, che noi ricordiamo adesso attraverso il pane e il vino, che simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo. Voglio invitare solo chi è battezzato a prendere questi simboli, ma non per escludere nessuno, ma perché attraverso la sua testimonianza la comunità sappia, il mondo sappia che si è piegato davanti a Cristo. Invito Giovanni, vieni pure tu. Non ho problemi. L'hai voluto tu. Dividetevi cosa. Signore, ogni volta che possiamo essere qui davanti alla tua presenza, Signore, non possiamo fare nient'altro, come abbiamo letto, di inginocchiarsi davanti a te, Signore, per l'opera che tu fai, per quello che hai fatto, quello che farai ancora, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare, ti vogliamo innalzare, Signore, per tutto quello che tu ci doni, e non potremo mai ringraziarti abbastanza perché hai fatto il dono più grande di questo potevi farci, che è la salvezza, Signore. Tu ti sei trasformato in un agnello, sei sacrificato sulla croce per i nostri peccati, per il nostro
essere crudeli, Signore, per il nostro essere malvagi, Signore. E ci hai resi puri, ci hai resi santo agli occhi di tuo Padre, di tuo Padre. E noi per questo ti vogliamo ringraziare e lodare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Caro Padre, grazie con tutto il cuore, perché sei il nostro Dio, sei il nostro Redentore, Signore, grazie perché hai pagato il debito, grazie perché ci hai lavati, ci hai purificati e ora apparteniamo a te e siamo dei sacerdoti per poter testimoniare, Signore, con la nostra vita attraverso ciò che tu hai fatto in noi, là fuori e anche dentro la Chiesa, fratelli, Signore. Vogliamo essere un esempio e in questo momento, Signore, che passeranno questi simboli, vogliamo riflettere sulla nostra vita, sulle nostre scelte, per dare gloria e onore al tuo nome, Signore, e inginocchiarci davanti a te, che sei il nostro Dio. Amen. Amen. Amen.
figlio per me. La parola a Riccardo. Le bambine hanno la loro classe e io ho bisogno di occhiali più forti. Beh, quel finale era tanta roba, lode a Dio anche per le armonizzazioni. Oggi parleremo anche di questo, di come le armonizzazioni, le grandi imprese anche sportive sono riconosciute e trascinano le folle, trascinano gli ascoltatori. La riflessione di oggi nasce da una notizia che ho ascoltato al telegiornale qualche settimana fa e che vuole essere anche il titolo e il tema di questa mattina che svilupperemo guardando anche a possibili vie d'uscita. Spaventata e malinconica, ecco l'Italia post-populista fotografata dal Censis. In una pubblicazione del Sole 24 Ore, di indirizzo, è un quotidiano di indirizzo economico, politico e finanziario, è uno dei più riconosciuti in Italia, uno dei più diffusi nel proprio settore, viene pubblicato il rapporto annuale stilato dal Censis, che definisce il nostro paese spaventato. Un po' l'abbiamo anche detto questa mattina attraverso le nostre interazioni, spaventato e anche malinconico. Prima domanda, cos'è il Censis? È un'organizzazione che attraverso una capillare indagine redige un rapporto sulla situazione economica e sociale del nostro paese. Fondata nel 1964, svolge una costante e articolata attività di indagine, di ricerca, di consulenza e assistenza tecnica in campo socio-economico. Nella circostanza, in occasione del 56esimo rapporto annuale pubblicato il 2 dicembre sul Sole 24 Ore, il Censis definisce il Paese Italia spaventato e malinconico. Alcuni punti chiave che ho ritenuto riportare a margine della nostra riflessione individuano diverse criticità. Vediamo se riusciamo anche a identificarle in quello che vediamo e osserviamo intorno a noi. 4 crisi in 3 anni: pandemia, crisi energetica, inflazione, la guerra in Europa in modo particolare. Pessimismo sul futuro? C'è questo pessimismo sul futuro? Un senso di insicurezza globale, i rumori della guerra, un senso di insicurezza personale, poi c'è questa ricaduta a livello personale, individuale. I territori sono senza coesione sociale. Già nel 2032 le scuole saranno con pochissimi studenti, ecco, parlo anche a noi, meno 900.000 bambini, pensate, qui stiamo parlando di poco più di 10 anni. Sanità senza personale, export, il friend shoring all'italiana, cambiano le vie del commercio, significa che bisogna riscrivere gli accordi commerciali con altri partner e solo con alcuni, mentre prima avevamo un occhio e avevamo degli interessi sia verso Oriente che Occidente. Ed infine l'ultimo aspetto, imprese e pubblica amministrazione alla sfida
del cambiamento. Direi che un po' di spavento e un po' di malinconia ci sta venendo pure a noi, insomma, oggi. Ma non vi voglio lasciare con lo spavento e la malinconia, il senso è venirne fuori. Spaventati e malinconici ci avviciniamo al Natale, con quali prospettive, con quali aspettative? Abbiamo anche detto questa mattina cosa vogliamo dire alle persone, come possiamo curare quelle malattie, quelle infermità che ci sono anche state ricordate questa mattina in occasione della cena del Signore, o comunque come possiamo rispondere a questa malinconia, a questo senso di paura? Una situazione simile di spavento e di malinconia si stava vivendo ai tempi della venuta del Messia, a causa di un'oppressione che già era lì. E se dovessimo dirci in poche parole cos'è l'oppressione, come possiamo meglio definirla, che cos'è un'oppressione? È l'uso ingiusto del potere a spese di altre persone. Quel potere deve essere anche protetto, lo stiamo vedendo in questi giorni. Significa che chi lo ha farà di tutto per tenerselo, ed il male che intrappola ogni civiltà. Non è sicuramente un problema nuovo, anzi cammina come un filo in tutta la storia umana. La Bibbia parla di oppressione sin dai primi capitoli di Genesi. C'è un rovesciamento dell'ordine creato. Infatti dal caos Dio crea l'ordine, offre poi all'uomo l'opportunità di esercitare un buon governo, quindi garantire l'ordine. Ma quest'ultimo, dall'ordine a causa di una rottura del patto, gli accordi con Dio, crea oppressione e a causa delle conseguenze del peccato. Pensate alla domanda di Dio posta a Caino. Genesi 4, 9. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? Doveva essere il guardiano di suo fratello, proteggerlo, e invece è stato l'esecutore materiale di quell'omicidio. La violenza e la coercizione entrano a far parte della vita dell'uomo. Si sovverte l'ordine creato, e se ci fosse stato il censis già quella volta, un elenco infinito avrebbe descritto tutte le criticità economico, sociali e relazionali di quel tempo. Da lì in poi varie possibilità offerte da Dio per ripristinare un ordine e vivere nella shalom. Spesso sentiamo questa parola, shalom, significa vivere nella completezza, e la completezza stiamo a che fare con le cose di Dio, che Dio riempie la nostra vita, e continuiamo a fare le stesse cose, ma le facciamo nella shalom, nella completezza. Quando le persone si avvicinavano e salutavano shalom, stavano dicendo non solo ciao, ma stavano dicendo sei completo, ti manca qualcosa? Posso fare qualcosa per quello che manca per te o a te? Questo era il saluto. Il diluvio è un azzeramento della malvagità, un'opportunità offerta a Noè, che insieme alla sua famiglia con tutti gli animali scelti, coppia per coppia, in una maniera precisa e articolata, avrebbero dovuto garantire una ripartenza con nuove prospettive, ma una torre a Babele venne ricostruita con materiali nuovi, innovativi. Oggi siamo sempre con questa novità sui materiali, su tutto quello che vediamo intorno a noi, materiali innovativi, bitume invece di calce, mattoni invece di pietre. Potete immaginare che cosa sono riusciti a fare con questi nuovi due materiali. Un re Nimrod inizia a costruire un impero che diventa l'icona del potere, Babilonia. Quando sentiamo oggi parlare ancora di Babilonia, è l'apoteosi del potere. Come funziona l'oppressione? Si basa sulla violenza. Sì.
si equipaggia della coercizione. Quando sentiamo parlare di minaccia significa anche tenere a bada i deboli. Un faraone ai tempi di Mosè ha fatto la stessa cosa, minacciava il popolo di Israele costringendoli a lavorare di più e a reperire, questa era la novità dell'oppressione, anche i materiali che avrebbero dovuto fornire gli egiziani. Questa è oppressione, vatti a cercare la paglia per fare i mattoni e poi lavorali. Corruzione, se sei abbastanza potente puoi influenzare o creare sistemi per mantenere il potere. Pensate allo scandalo di questi giorni denominato Qatargate. Venerazione? Se sei abbastanza potente le persone possono anche venerarti, quasi trattarti come un dio. In questa posizione che non ti spetta, puoi definire e influenzare le masse in ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, secondo la logica dell'oppressione. Avrai dei seguaci che a loro volta esprimeranno e opprimeranno altre persone. Quali speranze nutrire per il futuro e con chi? Parleremo della speranza del Messia. La scrittura non ci parla solo di oppressione conseguente ad un rovesciamento dell'ordine creato, quanto anche ad una speranza. E oggi parleremo di speranza, una speranza che sarebbe stata assicurata in Israele e che avrebbe spezzato il ciclo dell'oppressione. La speranza non è ottimismo, è il vivere l'attesa di un cambiamento. Questa è la speranza. Quando gli uomini e le donne di Dio che leggiamo nei Vangeli soprattutto nutrivano speranza, era questa certezza che qualcosa sarebbe cambiato. E noi vogliamo vivere questa certezza, che le cose potranno cambiare prima partendo da noi, guardando indietro nella storia e in particolare gli eventi accaduti alla croce in Gerusalemme, possiamo guardare in avanti anche se siamo, come dice il Censis, spaventati e malinconici. Gesù stesso ha detto ai suoi che vivevano l'attesa in speranza, Matteo capitolo 11, versetto 28, venite a me. Sì, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. A 30 anni circa Gesù iniziò il suo ministero e nel prepararci alla speranza, per preparare coloro che vivevano quel tempo alla speranza, un giorno di sabato, ecco, un altro giorno di sabato, Salvatore ne ha parlato uno, e un altro giorno di sabato era a casa sua, nel suo villaggio, era a Nazareth. Andava spesso in giorno di sabato. Gesù era una persona molto fedele, molto zelante, si muoveva secondo i canoni di quel tempo, nel rispetto della legge e di tutto quello e le consuetudini locali. Un giorno entrò nel Tempio e accadde quello che adesso vorrei leggervi e leggeremo insieme dal Vangelo di Luca, al capitolo 4, dal versetto 14 fino al versetto 30, per darci un'idea di quello che poi vogliamo dire nella fase successiva. Versetto 14, Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne andò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me,
Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente. Guardate i dettagli anche nella narrazione, come sono curati dal dottor Luca, possiamo dire. Era un dottore molto preciso, articolato in quello che sta raccontando. Non sta raccontando solo un evento, sta raccontando sta dando il perimetro, sta facendoci vedere cosa sta accadendo, come si muovono tutte le altre cose intorno a lui. Poi chiuso il libro e resola all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi, guardate questo aspetto, e gli occhi di tutti, caspita, Luca ha osservato anche questo, nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Cafarnaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato ad una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato. Lo fu solo Naam, il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Ritornando alle cose di Dio, no? Al senso delle cose di Dio. Non tutti capiscono le cose di Dio. Non danno senso alle cose di Dio. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Ma essi, passando in mezzo a loro, se ne andò. Preghiamo. Buon Padre, ti ringraziamo perché ci doni nella tua grazia di comprendere il senso delle tue cose. Che questa mattina ci sia questo desiderio. Noi vogliamo nutrire questa aspettativa, conoscerti, comprendere. E se i nostri occhi sono ciechi, se il nostro cuore è lontano da te, se sono imprigionato, se siamo imprigionati da qualcosa, possa il tuo Spirito liberarci e donarci un ascolto, una vita che sappia reagire alla paura e alla malinconia. Signore, questa mattina noi vogliamo nutrire una speranza che è certezza e questa trepida attesa che qualcosa cambia, come è accaduto ai tempi del Signore Gesù. Donaci, Signore, di comprendere la tua parola questa mattina, che sottoponiamo alla tua autorità, affinché questa parola possa parlarci nella sua pienezza, nella sua interezza e che sia efficace soprattutto nei nostri cuori, Signore. Te lo chiediamo nel nome potente del Signore Gesù. Amen. Immaginate di trovarvi in un bel concerto, conoscete il gruppo musicale che si esibisce, apprezzando le performance di improvvisazione di un pianista piuttosto che un bassista, insomma, poi a secondo dei gruppi ci sono più improvvisatori, ma quello che è bello di quel momento è che le vostre orecchie sono gratificate. Parlando di musicisti, penso che quando sentite qualcosa di bello lo accogliete ancora di più.
Immaginatevi di trovarvi in una partita di calcio. E qui gioco in casa. Ci sono tanti sportivi. Siamo alle conclusioni di un mondiale di calcio stasera, e prima di stasera, perché questo è accaduto qualche giorno fa, qualche settimana fa, vedete un gol in rovesciata davanti alla porta. Uno degli ultimi visti è stato in occasione dell'incontro di calcio. Quale potrebbe essere la semi-rovesciata che fa gol davanti alla porta? Chi lo sa? Brasile-Serbia, che segna il 2-0. Richarlison, giusto? Richarlison, l'accento, mi è sfuggito l'accento. Nathan, come si dice Nathan? Mamma mia, questo è complicato, però il 2-0 c'è stato, è vero? In semi-rovesciata. Entrambi, sia i musicisti e sia il calciatore, si sono allenati ore e ore per fare quel gol, per fare quell'azione coordinata e incantare coloro che erano presenti all'evento, musicale o sportivo. Qualcosa del genere sta facendo Gesù nella sinagoga. Nella potenza dello Spirito, dirà il dottor Luca, lo rese una persona di fama in tutto il paese. Insegnava così bene che era glorificato da tutti. Questo ce lo dice Luca. A Nazareth lo conoscevano così bene perché ogni giorno di sabato, quando poteva, perché magari era anche in altri luoghi, si recava nella sinagoga. Come tante occasioni in quel giorno gli consegnarono dei rotoli. Qui è scritto un libro, ma erano dei rotoli, così, come quello che avete visto all'immagine iniziale. Lui lesse dai testi di Isaia, poi si sedette e tutti gli occhi erano puntati su di lui. Tutti sorridano. Tutti acclamano, tutti applaudono, ma poi i toni cambiano. Lo minacciano di morte, lo portano alle pendici di un precipizio, ma cos'è che non ha funzionato? Quale nota ha stonato? Quale prodezza sportiva non ha eseguito? Di fatto non era il messaggio che volevano ascoltare. Gesù tradisce le loro aspettative. Immagino queste osservazioni. Dai Gesù, fai gli stessi miracoli che hai fatto a Cafarnao. Dai, tu sei di casa. Ma Gesù non si comporta così. Anzi dice che già altri profeti si erano comportati nello stesso modo, come stava facendo lui proprio quella mattina. Elia fu mandato a seguito di una carestia in Israele che aveva fatto scaturire la morte di tante persone e quindi c'era la necessità di curare tutte le vedove. Ma Elia fu mandato ad aiutare una vedova straniera e non ebrea. Lo stesso fece Eliseo. Il profeta Eliseo guarì un lebbroso che non era nelle fila di Israele, ma era in quelle di un esercito nemico ad Israele. Era il comandante di quell'esercito. Ecco cosa ha fatto Gesù. Stava dicendo al suo pubblico che lo acclamava fin lì che Dio avrebbe salvato le persone sbagliate. Cioè le persone che gli altri non si aspettano che vengono salvate. Non sono nella playlist di coloro che sono lì quella mattina. Quando Dio suscitava un profeta in Israele, era sempre per portare dei benefici ai pagani, ed è quello che avrebbe voluto dire Gesù a loro. Anzi, sapete che avrebbe voluto dire il Signore Gesù a loro? Ma perché non mi date una mano? Ma perché non comprendete le cose di Dio? Versetto 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Lui ha aperto il libro.
trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Aperto il libro, trovò. Trovò. Non c'erano i versetti, sapete, non c'erano i versetti e non c'erano neanche i capitoli, ma lui trovò. Aprì quel rotolo, lo srotolò in questa maniera e trovò. Non ha letto tutto, ha letto solo un pezzo, perché voleva portare la misericordia di Dio al suo popolo. Avrebbe potuto leggere una sezione più avanti o più indietro dove si parlavano di giudizi, ma lì in quell'occasione lui porta il pensiero di Dio, di amore e di misericordia. Chi sono i poveri da evangelizzare? Sono tutti coloro che non facevano parte di quel gruppo ristretto che ascoltava quel giorno Gesù, quelli che Luca in particolare definisce come peccatori. Sono gli esclusi, coloro che non sono parte di quel gruppo, di quella comunità che invece rivendicava di essere dei privilegiati di Dio. Ma non sei il figlio di Giuseppe, non sei il paesano nostro? Cosa avrebbero voluto ascoltare dal figlio di Giuseppe? Cosa avrebbero voluto ascoltare da quel giovane di Nazaret, del posto, autoctono, di casa, di famiglia? Le aspettative erano alte per loro. Si aspettavano dei favori speciali dal figlio di Giuseppe. Nazaret significa proprietà di Davide. Dicci ciò che vogliamo ascoltare. Quella stessa lettura, forse letta tante volte in quella sinagoga, prende una forma diversa, quella che segue gli scopi di colui che l'ha scritta. Mi riferisco a Isaia che viveva il futuro con speranza, combattendo proprio quella paura e quella malinconia. Chi sono coloro che Gesù sta cercando in una situazione di oppressione e malinconia come il Censis ha definito il nostro paese? Dopo mesi e mesi di indagine, sono quelli che non sono in grado di essere all'altezza di una società competitiva, esteta, che corre come quella contemporanea, quella che ancora oggi continua a creare oppressione. Sono coloro che si sentono esclusi dal sistema e che alzano lo sguardo a Dio e lo cercano per chiedere aiuto. E Gesù quel giorno è lì per loro. E oggi Gesù è qui per te. Gesù sta parlando a te e non a coloro che si aspettano un messaggio che non cambia nemmeno una virgola della loro vita. Quelle sono le persone da evangelizzare, aperte al Vangelo, quelle che sono disposte ad alzare il loro sguardo e cercare Dio. Dio prima ci accoglie e poi ci perdona. Il Natale che attendiamo nei prossimi giorni è speranza di un Dio che si incarna e offre risposte a coloro che Egli accoglie. Poi si aggiunge che Gesù è venuto a liberare i prigionieri. Erano quelle le loro aspettative? Liberarsi dall'oppressione dei Romani e dagli effetti conseguenti? Ma liberazione è anche sinonimo di salvezza. Da chi dobbiamo essere salvati? Da quale luogo dobbiamo essere salvati? La salvezza prevede il trasferimento da un regno ad un altro. E lo abbiamo visto nelle ultime settimane, proprio nella lettera di Paolo ai Colossesi. Leggiamo il capitolo 1, versetti 13 e 14. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui, e possiamo dire solo in Lui, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Lo stesso fece Gesù quel giorno nel suo breve sermone. Sapete, uno dei sermoni più corti di Gesù. Eccolo qual è. Egli prese a dir loro, versetto 21, oggi si è adempiuto
questa scrittura che voi udite. Amen, avrebbe potuto dire. Oggi. Tutto quello che era speranza, giusto? Abbiamo detto che speranza è qualcosa che accade. Tutto quello che era speranza per i profeti, per tutti quelli che hanno amministrato e ministrato la parola di Dio, tutto quello che era futuro diventa oggi. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Oggi si è adempiuta questa scrittura perché Gesù era in mezzo a loro. Nonostante gli eventi della morte e della resurrezione non si erano ancora manifestati, stiamo ancora all'inizio del suo ministero. Lui poteva dire: oggi si è adempiuta, oggi sono in mezzo a voi come scritto nel rotolo che sto leggendo, perché Gesù trovò quello che voleva leggere ai suoi. Ancora oggi, cari nel Signore amici, guardando al passato, agli eventi della natalità che nei prossimi giorni ricorderemo, e quelli conseguenti al ministero di Cristo, come anche quelli che concludono il suo ministero sulla terra, nella morte e resurrezione, possiamo dire che ci esponiamo ad un messaggio di speranza che ci lascia affrontare la nostra malinconia e superare le nostre paure. È il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. La cecità era una malattia comune nella Palestina, pertanto vi erano nelle città tanti ciechi, erano gli esclusi dal Tempio, spesso venivano accusati di essere stati condannati da Dio a causa di qualcosa, ma Gesù è in grado di recuperare gli esclusi e aprire i loro occhi, soprattutto quelli dell'anima, per accompagnarli alla presenza di Dio. Gesù sta insegnando in modo diverso da come loro se lo aspettavano. Aprire gli occhi significa scoprire il piano di Dio per la tua vita che si compie in Gesù e si realizza in Gesù. Aprire gli occhi significa comprendere e dare il senso alle cose di Dio. Oggi il fratello Salvatore ce lo ha ricordato. I discepoli sulla via di Emmaus, quando Gesù iniziò a fornire ulteriori dettagli che erano già stati dati nel cammino, in particolare quando si sedettero a tavola per rompere il pane, allora i loro occhi si aprirono e compresero avere il senso delle cose di Dio. Un ultimo aspetto è quello di rimettere in libertà gli oppressi. Gesù sa fare anche quello. È sicuramente un'immagine di guerra, sono persone in balia del potere di altri, ma Gesù frantuma quelle catene, le rompe. È quella speranza per la nostra Italia definita impaurita e malinconica. È la speranza che nel credere in Gesù possiamo contribuire a rovesciare l'oppressione e a ridefinire il senso delle cose di Dio che Dio ha creato, desiderando che ci sia equità, il buon governo, attenzione per i più deboli, quindi accogliere le persone, consentitemi, sbagliate dal punto di vista di alcune altre, ma sono quelle che Dio chiama, versetto 19, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Gesù è anche chiaro, onesto con le sue affermazioni. Questo è il momento per credere. Il fratello Salvatore ci diceva: oh ragazzi, però ci dobbiamo muovere, non è che possiamo sempre rimandare. Oggi è il giorno per credere, oggi è il giorno accettevole. In attesa del Natale, in un contesto di oppressione così come lo era nel passato e come lo si subisce anche nel periodo che stiamo vivendo, abbiamo un messaggio che ci dice che l'anno accettevole del Signore, definito dall'Apostolo Paolo, è il tempo della grazia. Noi stiamo vivendo un bel tempo, nonostante sia un tempo così complicato.
Noi stiamo vivendo il tempo delle opportunità, il tempo della grazia, il tempo nel quale lo Spirito parla e può persuadere i nostri cuori. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetti 1 e 2, come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano, poiché Egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, ora è il tempo favorevole, eccolo, ora è il tempo della salvezza. Quello che Gesù sta dicendo quel giorno nella sinagoga e non recepito perché avevano alte aspettative provenienti dal figlio di Giuseppe, e che Gesù, essendo figlio di Dio e non solo figlio di Giuseppe, inaugurava una nuova era per favorire nel cuore di coloro che avrebbero creduto alla sua opera una vera liberazione. Questa è quella vera, quella dell'anima, quella del cuore, quella della schiavitù del peccato, e non solo una liberazione sociopolitica, mentre per Gesù voleva garantire altro, voleva garantire la liberazione dal potere di Satana, e questo si traduce nell'opportunità di credere e avere speranza. Eccolo, ora è il tempo favorevole, eccolo, ora è il giorno della salvezza. A questo punto Gesù restituì i rotoli. Guardate la finezza nella narrazione. Restituì i rotoli all'inserviente e si sedette. Quella era la postura per insegnare, perché i rabbini si sedevano. Si sedevano e il pubblico fissò lo sguardo su di lui in attesa della sua esposizione di quella scrittura. Anche loro da quella lettura si aspettavano un commento, un sermone, un qualcosa che potevano ancora consentire loro di urlare e di accoglierlo. Versetti 20 e 21, poi chiuso il libro, quindi abbiamo detto che non è un libro, è un rotolo, e resolo all'inserviente si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Il sermone è corto e risoluto. Il sermone sta di fatto che non è piaciuto, non perché era troppo corto, quanto perché avrebbe tradito le loro aspettative. Non solo venne cacciato dalla città, ma cercarono di ucciderlo facendolo precipitare da un dirupo. Fu il primo tentato omicidio che dava inizio e inaugurava il suo ministero. Pensate, la sua giornata da gol, la sua giornata di grande performance inizia con un tentato omicidio. Versetti 28 e 29. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira e l'aria è cambiata. Non è più l'eroe che avevano acclamato 5 minuti prima. Si alzarono, guardate la determinazione, possiamo dire da oppressi a oppressori. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Cosa vi fa? Qual è la curiosità di questo testo che attira la vostra attenzione? Vi dico la mia, magari voi avete altre impressioni. Da una parte si vede la violenza e la determinazione a ucciderlo, dall'altra si vede il potere di Dio a non permetterlo, affinché ogni scrittura fosse adempiuta. Questo lo vediamo anche nel Vangelo di Giovanni, nei segni, nei miracoli, no? Non è ancora il momento. Portando a termine il suo compito. Si alzarono, lo cacciarono, lo condussero. Qui c'è un'azione di forza, di coercizione. Sono i segni di un potere mal gestito. Dall'altra parte la potenza di Cristo di uscire da quella situazione, passando in mezzo a loro e andarsene via. Ma c'è qualcosa che non torna umanamente parlando. Però Luca ce lo dice. In realtà egli lesse il capitolo 61 di Isaia e da seduto il suo sermone fu caratterizzato da una sola frase: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Punto. Adesso vogliamo concludere anche noi, perché sennò sto sermone dura troppo.
Siamo arrivati già a mezzogiorno, dobbiamo pure fare altro oggi, no? Concludendo e applicando. Forse la cosa più difficile è un ragionamento personale, è farsi accogliere da Dio. Questa è la cosa più difficile. Questa è la lotta che abbiamo, Vittorio segnalava questa esigenza, questo bisogno di avere e di cogliere le opportunità di questi giorni, ed è giusto. Ma la cosa più difficile è farsi accogliere da Dio, andare da Lui e farlo insieme ad altre persone, considerate escluse. L'esempio portato da Gesù, in riferimento ai 2 profeti, Elia ed Eliseo, i quali sono andati a portare guarigioni a degli stranieri, la vedova di Sarepta e il soldato di Sidone, dimostrano che bisogna cogliere la stagione dell'ospitalità di Dio per il genere umano, che la tradizione ricorda con la nascita di Gesù, lasciando che quel bambino cresca, inizi il suo ministero come accadde in quella circostanza e sia ascoltato, ancora oggi. Perché se Lui è ascoltato, in un certo senso possiamo essere accolti da Dio. Coloro che alzano il loro sguardo a Dio, che non sono giudicati, sono accolti e comprendono il senso delle cose di Dio. Prima di un'autentica conversione, che possiamo sperimentare anche oggi, è necessario che sperimentiamo l'accoglienza di Dio, che è il principio cardine che fa crollare ogni forma di oppressione, quella che stiamo vivendo anche oggi. La rabbia di coloro che cacciano Gesù nella città riposa sulla loro incapacità ad accogliere tutti coloro che non facevano parte di quella comunità. Cioè quel popolo è stato scelto per fare altro, tra i quali c'erano ciechi, poveri, pubblicani, gentili. Tutti sono immeritevoli. È un dato di fatto, ma lui proclama l'anno accettevole. Sia coloro che gli portano i rotoli e sia coloro che non potevano entrare nella sinagoga perché erano malati, ciechi, infermi, erano nella stessa condizione davanti a Dio, avevano bisogno di essere salvate perché alienate da Dio. Quel giorno quelle persone nella sinagoga erano concentrate solo verso i loro bisogni, piuttosto che guardare cosa Dio voleva realizzare attraverso Gesù per tutta l'umanità, volendo proprio utilizzare quel popolo per i suoi scopi. Allora, cosa fare per concludere, prima di andare a pranzo? Almeno porsi una domanda. Ma ce la possiamo porre una domanda stamattina? Una sola. E guardate che corta. Cosa devo fare? Possiamo porcela questa domanda? Cosa devo fare? E allora andiamo a vedere cosa dirà Giovanni Battista proprio un po' prima del suo intervento pubblico. Capitolo 3 e andiamo a concludere veramente. E andate a mangiare gli spaghetti come me. Luca 3, e la folla lo interrogava dicendo: allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro: chi ha 2 tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Oggi avremo pure il mercatino. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscuotete nulla di più di quello che vi ho ordinato. Cioè continuate a fare quello che facevate prima, ma fatelo meglio, fatelo come il Signore vuole. Lo interrogarono pure dei soldati, vedete quanti curiosi? Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non fate estorsione, non opprimete nessuno con false denunce e contentatevi o accontentatevi della vostra paga. Ecco cosa dovevano fare. Cosa dobbiamo fare? La prima sembra essere indirizzata all'amore, a quell'interesse a includere i meno fortunati. Chi ha di più dia a chi ha di meno.
Chi ha 2 tuniche ne faccia parte a chi non ne ha. Un primo passo che ci porta a limitare l'oppressione. Ad altri che si posero la stessa domanda, cosa dobbiamo fare, Giovanni suggerì di raccogliere come pubblicani le tasse giuste, solo quelle che a loro venivano ordinate con le relative commissioni. Quindi c'era da mangiare pure per loro, per i pubblicani, oltre che per gli altri. Ma non prendete di più. Invece vennero da Giovanni anche dei soldati con la stessa domanda: ma che dobbiamo fare? Non fate estorsioni o false denunce, accontentatevi della vostra paga. Essi avevano anche la competenza di fare recupero crediti e quindi potete immaginare la forza che avevano per ottenere e portare a dei risultati con le loro armi, con la loro forza. Sono le false sicurezze. Questo è quello che ci fa riflettere e ci deve far riflettere. Sono le false sicurezze, quelle da rimuovere nella nostra vita, perché essi ci impediscono di dipendere interamente da Dio. Cosa dobbiamo fare? È una domanda legittima da pronunciare verso noi stessi e a colui che può offrire le sue sufficienti risposte. Oppressione è conseguenza di una rottura con Dio, ma è possibile nell'annuncio del Vangelo, la buona notizia di Cristo, offrire una via d'uscita nelle modalità che oggi abbiamo voluto ricercare nella lettura della parola del Signore. Amen. Grazie Riccardo, gloria a Dio per quello che ci ha detto oggi, gloria a Dio per quello che vorrà la sua parola contribuire a fare per la nostra vita. Avviamoci verso la conclusione con l'ultimo canto di oggi, Il tuo nome innalzo, Dio. Il tuo nome innalzo, Dio.